In occasione della presentazione del libro Cucinare il pesce alla genovese, che si è tenuta il 5 dicembre 2013 presso l'Università Popolare Sestrese, abbiamo preparato la salsa verde genovese. Per un problema con la videocamera manca la parte relativa alla presentazione del libro. Meno male, direte voi. Manca anche la parte iniziale della ricetta, però trovate la ricetta trascritta qui sotto. Mettiamo nel frullatore una presa di foglie di prezzemolo, 2 acciughe di salate e private della lisca, 2 spicchi d'aglio, 75 grammi di pinoli, 25 grammi di capperi sotto sale, sciacquati e scolati, 2 rossi d'uovo sodo, la monica di un panino inzuppata nell'aceto e ben strizzata. La polpa di 7 olive verdi. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bravo. Allora, il Signore ha fatto una battuta, ma ha detto una verità. Allora, se voi la Bibbia qualcuno l'avrà nelle case, c'è sempre la Bibbia perché la regalano, quando si sposa uno c'è sempre qualcuno che ti regala. E voi cercate sulla Bibbia la ricetta del capomagro, non c'è. Oh, è grande così, no, c'è tutto, figurati, c'è le ricette per fare il pane, coso, di cuocere l'agnello, c'è scritto non può farlo col burro, c'è scritto non cuocerai l'agnello nel latte di sua madre, c'è tante cose. La ricetta del capomagro non c'è, cosa vuol dire? Che se non è nella Bibbia, uno se la aggiusta un po' come vuole, non è Vangelo la ricetta, questo è un gusto normale, no? Poi in una famiglia uno non gli piace il gusto dei capperi, ne mette un po' meno, e dice usate che è troppo agio, che è troppo uno se la aggiusta, ti hai messo quello lì che non è buono. Personalizza, bravo. Esatto. I capperi, come si chiamano i capperi in genovese? Tapani, brava, promossa. Anche qui li abbiamo i capperi. E sui muri c'è pieno qui da noi di capperi. Mezzo cucchiaino da caffè di sale, poi il sale uno ne mette un po' meno, poi lo assaggia, no? Perché c'è i capperi salati, le acciughe salate, dipende anche un po' da come uno la risciacquate, e allora uno ne mette mezzo cucchiaino e poi assaggia. Un bicchiere d'olio della Riviera Ligure. Allora mettiamo prima l'olio poi l'aceto, perché? Perché poi con l'aceto risciacquiamo questo, è meglio ci rimanga 2 gocce d'aceto che un cucchiaino d'olio. Questo è mezzo bicchiere, siccome ce ne va un bicchiere ce ne metto 2. Questo è 100 ml, un bicchiere 200. Ma lei è una professoressa, sa tutto. Non metteteci l'olio pugliese, che è ottimo, ma ho anche quel toscano. No, è ottimo, ma ogni cosa per quel che si deve fare. Questo da mangiare così crudo, insieme alle verdure. Grazie. Avete visto perché si adopera prima? Aceto quanto? Mezzo bicchiere. Meglio l'aceto di bene o quello di... Allora, perché ho messo l'aceto bianco? Allora, di mele io credo che una volta non esistesse, sono manieri adesso. Ho messo l'aceto bianco perché a Genova quelle poche vigne che c'erano il vino bianco, e quindi che poi andava tutto aceto, e quindi
secondo me usavano. È vero anche che però Genova il vino lo prendeva, o il Chianti ma soprattutto i vini piemontesi, la Barbera, quindi può anche darsi che usassero il nero. Ma siccome poi noi lo usiamo per fare questo bel capomagro, tutte le verdure, allora col bianco rimane un verde bello tenue e sta bene, e invece lo carica un po' di colore, forse non è adatto. Esatto. Vediamo, controlliamo qui cosa ha fatto Piero, che non è più allora, il prezzemolo non ce l'hai scritto. Allora, prezzemolo, una presa di foglie di prezzemolo. Poi aggiungo due spicchi d'aglio, ce l'ha messi, avete controllato voi? Vabbè, allora va. Dopo lo scrivo sul giornalino. Vabbè, ci fidiamo. Allora, siamo rimasti all'aceto, basta. Finito. Frulliamo tutto fino ad ottenere una salsa omogenea che verseremo in una ciotola o nella salsiera. La ricetta originale era nel mortaio, sì. Tutto quello che ora si fa nel frullatore una volta si faceva nel mortaio. Ora ve la faccio assaggiare. Cosa facciamo? Bene. Questa salsa, caratteristica del capon magro, si accompagna molto bene a pesce e crostacei bolliti e fa la sua bella figura anche col bollito di carne. E non me l'aspettavo così tanto. Un successo. Allora, un po', poi ci mettiamo la roba, ci metti un pinolo posato lì, senza schiacciare, posato. Dettagli a metà, così come vuoi, come ti piace di più, e la metti. Lo tagli a metà, sono grossi, tagli a metà. Ah beh, certo. La tagliata? Le piace? A chi è che non è piaciuta? Difetti, troppo aceto, troppo... Ora, già che avete avuto la pazienza, vi faccio assaggiare una fettina, non c'è per tutti, ma mezza fettina, metti due tovagliolini lì, grazie, del pan dolce che faccio io col crescente, cioè col lievito naturale. Tanto per togliervi un po' il gusto dell'aspro. Allora, siamo 30... Fai 40. Buono perché è poco. E buon Natale a tutti allora.